Chiamo qui Giuliano Carli e Gianfilippo Pedote a prendere l'applauso. Gianfilippo prima ci ha spiegato da cosa è tratto questo film, dall'ispirazione, però ho letto che sei tu che hai fatto nascere la scintilla, un bar, un foglio di giornale, o mi sbaglio? No, è stato un bar. Una mattina vado nel mio solito bar a bere un caffè alle 7 di mattina, che avevo un appuntamento con Gianfilippo per vedere una location per un altro film. Entro in questo bar, c'è il gazzettino, lo sfoglio un po' in fretta e trovo subito, vengo catturato da un articolo che in qualche maniera recitava così: trovata l'isola che non c'è del soldato Peter Pan, sepolto sul grappa. Io avevo fretta e di nascosto ho strappato il giornale, ho salutato la vecchia Lina, forse non ho neanche pagato il caffè, e sono scappato. Andando verso Veneto, intanto mettevo l'occhio e cominciavo a capire che effettivamente c'è un soldato ungherese sepolto sul Monte Grappa che porta questo nome. Mi sono un po' non incazzato, perché tra l'altro l'ho letto a 14 anni, non mi è piaciuto, però hanno toccato un po' la fantasia di tutti, di tanti insomma, e ho pensato di farne qualcosa. Iniziavo già ad avere una certa confidenza con Gianfilippo e un giorno le ho dato un foglietto che ho scritto un po' così e ho detto: possiamo fare qualcosa. Ecco, abbiamo iniziato da là insomma. Tu prima, Gianfilippo, dicevi che è un film particolare, no? Perché è un film sulla guerra, ma la guerra non si vede, si sente, riecheggia negli orrori, nell'immaginazione, nel ricordo, tant'è che ogni tanto guardandolo dicevo ma esiste, sta succedendo, cioè non è ben chiaro. E tutto questo orrore è immerso nella natura, meravigliosamente descritta dalla fotografia, permettimi di dirlo, da Matteo Calore, che appunto ha fotografato in maniera stupenda la montagna, appunto una montagna benefica, benigna, vita. Ecco, volevo capire come mai questa scelta di questo racconto forse velato della guerra. Sì, diciamo che innanzitutto devo dire che la qualità tecnica della proiezione era veramente fantastica. Grazie. Sì. E questo, Ringraziamo i nostri proiezionisti nel merito. sia dal punto di vista dell'immagine che dal punto di vista Riccardo del e suono. Marco penso che siano stasera a proiettare. E devo dire che l'immagine e il suono sono due elementi fondamentali in questo film. Forse lo dovrebbero essere in tutti i film. Però molti film si basano su una struttura narrativa incalzante che quindi viene quasi prima dell'immagine. Ecco, qua invece no, direi che abbiamo lavorato per mettere in primo piano l'immagine, per mettere in primo piano il suono, quindi per far parlare l'immagine, per far parlare il suono. Quindi tanto più la qualità della proiezione è buona, tanto più queste cose si apprezzano, ma in fondo dovrebbe essere questo il cinema, no? Dopo tutto. C'è un genere cinematografico che sono i film di guerra, no? Il genere dei film di guerra. Questo è un anti-film di guerra per certi versi, perché non si vede mai la guerra effettivamente, però si percepisce, credo che si percepisce nell'immagine, nel suono e nell'atteggiamento un po' timoroso, un po' cauto, attento, disperato quando rievoca nel suono la guerra del nostro personaggio. Quindi abbiamo pensato che non servisse parlare dell'orrore della guerra facendola necessariamente vedere. Questo l'hanno fatto già tanti film, noi. E in realtà, essendo questo personaggio anche Peter Pan, che nel romanzo di Barry è la storia di un ragazzo che non vuole entrare nel mondo degli adulti, perché il mondo degli adulti non gli piace, diciamo così.
abbiamo voluto fare una trasposizione, abbiamo pensato a questo soldato che si chiama così, che anche lui in realtà vede il mondo degli adulti e il mondo degli adulti è rappresentato dalla guerra. E quindi è chiaro che anche lui per certi versi non voglia avere a che fare col mondo degli adulti. Poi hai ragione tu, chissà se questa storia è realistica o è fantastica, forse per certi versi è più fantastica che realistica, quindi non si sa se veramente succede quello che si vede o è qualcosa che è nella sua mente. Però se la guerra è quella cosa così concreta e così devastante che appartiene al mondo degli uomini, lui che è una specie di elfo, dopo tutto Peter Pan, no? Quindi che ha un rapporto profondo col mondo naturale, che è fatto anche di timore, che è fatto anche di rispetto. Però tra la dimensione della guerra e la dimensione della natura è come se percepisse che c'è un conflitto naturale. È come se questa cosa che scaturisce dal mondo degli uomini è naturalmente contro la natura, pretende di dominarla, pretende di estendere la sua onnipotenza anche sul mondo della natura, ma alla fine è la natura che prevale su questa ambizione assolutamente esagerata che gli esseri umani hanno. Quindi in qualche modo abbiamo pensato noi, poi quello che uno ci vede, abbiamo pensato che tra la guerra e i problemi ambientali che si stanno vivendo oggi è un po' come se ci fosse una relazione, perché in qualche modo la guerra è anche un'espressione della potenza dell'uomo, una potenza distruttiva, tecnologica, che da un certo momento in poi decide di contrapporsi al mondo naturale, no? Come se non ci fosse, come se non esistesse, come se esistesse solo una dimensione che è quella umana, quella naturale è secondaria. Ecco, quindi la natura è contrapposta alla guerra nelle nostre intenzioni perché è una cosa diversa, ed è il mondo a cui si sente di appartenere il nostro personaggio. Nelle raffigurazioni, in queste sequenze pittoriche, come le abbiamo definite, c'è un po' questa visione del nostro soldato, questo scontro che quella creatura tecnologica che vuole rappresentare la guerra fa al mondo naturale, che nella sua fantasia è rappresentato da questo caprone che evoca un pochettino il dio Pan, che poi appunto è il dio che appartiene al mondo della natura, insomma. Prima hai detto fantasia, elfo, mi interessava molto anche la scelta dei personaggi, degli attori in particolare, perché ci sono tre figure, diciamo il film vive di silenzi e vive di essenzialità, quindi anche i personaggi sono pensati e centellinati e sono veramente essenziali. Tra questi ovviamente ne spiccano tre, che sono Peppe Servillo, che fa un po' il gendarme disilluso cieco, forse è l'unico che ci vede, mi viene da dire. Poi c'è Benedetta Barzini, sì, che è meravigliosa ed è una morte madre, non so, sì, morte madre. Una morte madre, perché io l'ho vista dolcissima. E poi c'è Ondina Quadri, che forse alcuni di voi l'hanno riconosciuta, è Lince in Piccolo Corpo di Laura Samani, che interpreta, quindi Ondina Quadri, che interpreta Peter. Ecco, volevo sapere un po' la scelta di questi tre. E dopo c'è Franz, l'aiutante Sì, del esatto. Carredo, che è bellissimo. E poi abbiamo anche qui un attore. Esatto, che io non avevo riconosciuto, infatti prima mi ha detto una piccola. Poi c'è Paolo Costi che dopo verrà qui con noi, anzi lo chiamo subito insieme a Paola, così, perché la prossima domanda è proprio volevo rivolgere a te, però è anche un po' la scelta di questi tre attori, di queste tre figure.
Aspetta, perché abbiamo di nuovo la regia allargata, ci dice che dobbiamo unirci nuovamente. Eccoci qua. Ok, ci compattiamo. Beh, gli attori pensando che potesse interpretare questi ruoli, progressivamente abbiamo pensato a queste persone che in qualche modo conoscevamo già, che è capitato di incontrare, e poi c'è anche Bustri, giustamente, e quindi ne abbiamo parlato con loro, però dal nostro punto di vista, una volta che abbiamo pensato a loro, quelli per noi dovevano essere. Effettivamente poi loro hanno risposto molto volentieri, diciamo, al nostro, anche Ondina Quadri, che ha un ruolo molto impegnativo, come si può, perché insomma regge praticamente tutto il film, soprattutto lei, e con un'interpretazione dove come dire, la dimensione espressiva del corpo è fondamentale, insomma, in un contesto anche fisicamente non semplice come quello della montagna. È così, ci abbiamo pensato a lungo su potesse essere Peter, però questo è stato proprio casualmente, ci siamo incontrati e abbiamo pensato che dovesse essere lei, pur essendo così strano che una donna interpretasse un soldato e che si richiedesse per l'ennesima volta alla povera Ondina di interpretare un ruolo maschile, perché sembra così come un destino, ecco. Peppe Servillo voleva, sì, nella nostra immaginazione era una specie di Don Chisciotte a cui la guerra ha portato via qualsiasi aspirazione ideale, quindi un Don Chisciotte senza ideali è un Don Chisciotte che spento, diciamo così. E accanto a lui Bustrick, che è un attore fantastico, che viene soprattutto dal mondo del teatro, del mimo, della prestigizzazione, insomma di un teatro poetico, diciamo così. Ci è sembrato il Sancho Pancio perfetto a fianco, ecco. Benedetta, che io conosco da lungo tempo, con il suo volto, con la sua sensibilità. Ci è sembrato che potesse effettivamente interpretare questo volto segnato, ma ancora bellissimo, che esprime una fortissima femminilità matura, diciamo così, con una dolcezza che riesce a esprimere nello sguardo. Ecco, ci è sembrato che potesse essere questa rappresentazione simbolica, diciamo così, di una morte compassionevole, di una morte che si dispiace, però che è natura a sua volta. Questa morte, ripeto, nelle nostre intenzioni, poi non sono cose evidenti, questa morte si trasfigura, diventa il Peter Pan, o il Peter Pan diventa questa figura, la ragazza giovane che si trova in fondo al film nella scuola, anche lei a un certo punto insomma è una morte naturale che aleggia dentro le cose, che però è la morte naturale, ecco, che è diversa probabilmente dalla morte che ti coglie nell'orrore di una trincea. Quella è una morte ignobile, non è quello che uno vorrebbe pensare che potrebbe essere la morte. La morte potrebbe essere anche un ritorno, la morte potrebbe essere anche comunque un elemento che è fondamentale per rigenerare qualche cosa di nuovo. La morte in guerra non è così, è una morte che spazza via, che cancella anche quello che ci resta dentro di noi delle persone che se ne vanno, ecco. È una morte orribile. Grazie.
il film gioca anche con il ricordo e l'immaginazione, e per farlo avete usato due stili diversi, perché avete usato un formato ridotto, penso un Super 8, quello che Super 8, vediamo quando praticamente Peter ricorda il passato insieme a Matti, quindi il periodo forse più tenero della sua vita, e poi l'immaginazione, l'onirico attraverso le sequenze pittoriche, scritte, ideate, pensate da Cosimo Miorelli. Però ci sei anche tu, Paolo Cossi, in questo tuo percorso, perché tu hai curato lo storyboard, e innanzitutto chiedo anche di spiegarci un po' che cosa vuol dire curare lo storyboard di un film. Sì, allora, lo storyboard vuol dire che si prende la sceneggiatura scritta appunto dai registi e la si disegna tutta. La si disegna per immagini, in modo che chi ha scritto la sceneggiatura la vede disegnata, è come se fosse un'anteprima del film, e capisce che cosa funziona, che cosa non funziona. Si riesce a capire anche magari girando lo storyboard agli addetti ai lavori, tipo che ne so, alla scenografia, eccetera, quanto può venire a costare anche una scena o un'altra. Quindi serve un attimo a capire queste cose. Lo storyboard per questo film erano circa 400 pagine, un bel malloppone. E tutto è nato perché io ho conosciuto Giuliano in un altro film, e mentre eravamo lì lui mi ha detto: ti do da leggere una cosa. E mi ha dato questo fascicoletto, tu leggi e dimmi cosa ne pensi. E io ho letto questa storia del soldato Peter e mi sono innamorato subito, perché era una storia veramente affascinante, toccava anche delle corde a me molto care, insomma. E quindi mi sono proposto appunto per la realizzazione dello storyboard. Ma in realtà prima ancora gli ho detto: senti, di questa cosa dobbiamo fare un fumetto. Ha detto: sì, ma prima facciamo il film. E per me realizzare lo storyboard mi è piaciuto moltissimo, anche perché mi ha permesso di lavorare insieme a Gianfilippo e Giuliano più da vicino, perché dopo mi chiamavano e dicevano: guarda, sta scena togliamola, forse non funziona, però ne metterei una nuova. Infatti sono scene nuove che arrivavano di continuo. E una piccola curiosità per farvi capire, per entrare un po' nel mio mondo, insomma, quello del disegno. Un giorno mi chiama Giuliano e fa: senti, c'è una scena, c'è da fare una scenografia, perché ho guardato lo storyboard, qui ci starebbe questa scenografia. Però c'è un problema, che questa scenografia, che se voi l'avete visto è quell'accampamento sopraelevato praticamente, io ho trovato un diario di un prete che nel 17 era ad Asiago e descrive questo accampamento sopraelevato, ma di questo accampamento non esiste nessun disegno, non esiste nessuna fotografia, esisteva solo la descrizione di questo prete che dice: ci sono questo tavolato costruito su degli abeti, sopraelevato probabilmente per evitare le alte nevicate, e lui mi fa: te ha da disegnarmelo. E quindi lì tu devi anche cercare di capire intanto che sia una cosa verosimile, perché tu hai una descrizione che comunque è molto limitata di questa persona di 100 anni fa, e quindi devi provare non solo a disegnarla, ma prima di disegnarla devi progettarla. Devi capire queste assi, come fanno a stare in piedi, con cosa stavano in piedi, perché se l'hanno costruita nel bosco avranno usato le cose che trovavano lì, quindi assi rudimentali, i forchettoni, cioè tutta una serie di cose che va pensata e va studiata. Quindi oltre allo storyboard c'è stata anche la progettazione di alcune scenografie che poi appunto venivano date a chi le costruiva fisicamente, che valutavano la cosa e poi le hanno costruite proprio come i disegni. Ed è bellissimo per un disegnatore vedere che le cose che sono su carta bidimensionale poi diventano delle cose in 3D sulle quali puoi montare sopra, le puoi toccare, le puoi vedere. Grazie. Io ne approfitterei, visto che abbiamo qui Paola Bristo, che è la direttrice artistica del Piccolo Festival dell'Animazione, per aiutarci anche un po' in questo fantastico mondo dell'animazione, se ci dici qualcosa. Beh, intanto trovo veramente stata un'idea geniale, ecco, di avvalersi appunto della parte animata, tra l'altro un'animazione fatta da autori, no? Cosimo Miorelli è un autore, quindi non è un'animazione
ecco, da grandi major o comunque studi, e quindi rimane secondo me anche come dire sullo stesso piano poetico anche dell'interpretazione, insomma anche della scelta del taglio di tutto il film, quindi è stata una scelta molto, molto giusta. Tra l'altro appunto Cosimo Miorelli è stato ospite del festival varie volte, proprio perché ecco lui è un autore che, insomma, dico brevemente, arrivava dalla zona di Cividale, ecco, e di Topolò, e adesso vive a Berlino e comunque ecco, partecipa spesso appunto anche a anche delle live action, ecco, quindi è veramente abilissimo nel realizzare queste animazioni che sono altro che un disegno anche continuo in movimento che lui fa con estrema spontaneità. Però appunto ecco, questa è una scelta secondo me che ha dato anche come dire ha elevato anche il piano così della fantasticheria ad anche in maniera così più tangibile. Poi appunto l'intervento di Paolo Cossi, che anche lui appunto è un autore collegato soprattutto alla parte del fumetto e con cui anche abbiamo appunto diverse collaborazioni e infatti adesso faremo anche un fumetto dedicato a Venezia anche come associazione Viva Comics, e attendiamo a marzo la versione invece del fumetto che si ispira sicuramente anche a questo suo lavoro per il film. Sarebbe anche interessante vedere gli storyboard. A questo punto era una curiosità, insomma penso che succederà, magari che avremo delle occasioni per capire insomma questo lavoro dentro la storia. Sì, diciamo che quindi questi materiali diversi, io volevo fare appunto una domanda anche a te, ecco, come sono stati diciamo amalgamati, perché penso che anche a livello appunto di azione, di regia, ecco, hai dovuto un po' fare i conti con linguaggi anche diversi. Come sei riuscito? Diciamo che nella mia esperienza di produttore, ma anche di regista di documentari, l'idea di ibridare con cose diverse il cinema, e anche lavorando con dei registi che lo hanno fatto molto, per esempio Alina Marazzi, è una cosa che sento naturale per certi aspetti, insomma, come se affidare a immagini diverse delle cose specifiche che attraverso l'immagine unica non si riescono ad avere, se non con mezzi tecnologici che però snaturano poi l'intenzione di fondo del progetto, sia una cosa auspicabile, cioè che allarga il campo espressivo del film che si vuole fare. L'idea del Super 8 è nata molto semplicemente perché, avendo lavorato molto con i Super 8 di archivi, filmini di famiglia e cose di questo genere, l'idea che i ricordi del nostro soldatino fossero rappresentati con qualche cosa che ormai identifichiamo un po' con la memoria, che è il filmato in Super 8, il filmato di famiglia, eccetera, eccetera, è venuto un po' naturale, e serviva secondo me uno scarto tra l'immagine così perfetta, se posso dire, che si realizza con il digitale e qualche cosa che invece ha un po' quell'offuscamento che la memoria ha, che non è così precisa come quello che abbiamo davanti agli occhi. Ecco. Il discorso di introdurre degli elementi di disegni in movimento, chiamiamoli così, anche quello era un'idea che proprio nella scrittura del film abbiamo avuto da subito, come rappresentare qualche cosa che appartiene proprio chiaramente alla fantasia del nostro Peter Pan, con un linguaggio diverso. E
e io conosco Cosimo Miorelli da tantissimo tempo perché sono un frequentatore dall'inizio del Festival di Topoloro, che è ai confini del Friuli, e quindi io l'avevo visto in tante occasioni. Devo dirvi che i nostri coproduttori ungheresi, che in quanto ungheresi hanno un'antichissima tradizione di cinema e di animazione, ci volevano proporre un animatore ungherese, ma un animatore vero. Ecco, il cinema l'animazione più classica, più convenzionale, tanto a me quanto a Gil, no? Non ci sembrava che non ci permettesse di ottenere questo passaggio da un'immagine reale a un'immagine disegnata così fluido come potevamo ottenerla attraverso l'esperienza e il lavoro di Cosimo. E non tutti quelli che avevamo intorno erano così convinti. È la prima volta che si fa una cosa, anche per Cosimo è stato di fatto, e abbiamo lavorato tantissimo proprio per quel momento di intersecazione tra l'immagine reale e l'immagine disegnata, ma poi abbiamo lavorato anche sulle stesse animazioni. La tecnica di Cosimo Miorelli si chiama live painting, cioè pittura dal vivo. Questo lui fa dal vivo. Sì, con strumentazioni, software, eccetera. Che lui però, insomma, usabilmente. Però queste performance che lui fa le fa dal vivo, e anche in questo film, una volta che avevamo scritto quell'episodio, diciamo così, e avevamo stabilito come dovesse essere, lui faceva dei disegni preliminari, ma una volta che eravamo d'accordo, lui faceva tutto di fila. Lo faceva tutto di fila e lo faceva, quindi per prepararlo ci voleva un sacco di tempo, ma una volta che era stato preparato, lui lo faceva in 5 minuti e rifarlo diventava un problema. Poi una volta che aveva fatto questa cosa qui, siamo intervenuti anche in altro modo, accelerazioni, cose, eccetera, eccetera. Però anche lì è stato un rapporto molto, molto stretto e molto forte, come con tutte le persone con cui abbiamo lavorato. È veramente un lavoro di cooperazione quello che si è realizzato in questo film, dove nel limite del possibile abbiamo cercato di valorizzare al massimo quelle competenze specifiche che ognuno aveva, rendendolo in qualche modo autore del progetto. Credo che si possa dire così, no Paolo? Ed è il modo con cui ci piace lavorare, perché in questo modo il film, il progetto, il film diventa di tutti, appartiene a tutti e tutti ci si riconoscono per la loro parte. Insomma, se potesse fare di più così anche al di fuori del mondo del cinema, secondo me sarebbe una cosa bella. Grazie. Come sempre, esatto, ho già capito, passo subito il microfono, c'è la prima domanda e la seconda. Grazie per la parola, complimenti ai registi per il film che abbiamo visto. Mi presento e mi pare anche giusto essere il primo a intervenire perché sono Roberto, rappresento un po' il tavolo della pace, per cui grazie. Per cui tavolo della pace è questo neologismo, mi viene da dire, che racchiude un po' tutte le realtà che nel territorio cercano di portare avanti il discorso sulla pace, sul disarmo, sulla non violenza, e visto che abbiamo qui a pochi chilometri di distanza una base che invece rappresenta tutt'altra religione e tutt'altro santuario. Per cui rappresentiamo tante realtà e seguendo poi personalmente il lavoro di Paolo, che conosciamo da molti anni, abbiamo seguito un po' il percorso di questo film mentre cresceva, e quando
è arrivato alla fine, pur non vedendolo, ma sapendo che ci lavorava Paolo e avendone avute qualche anticipazione, abbiamo detto che valesse la pena vederlo e proporlo. Abbiamo avuto alcuni contatti con il presidente Fortunato, proprio nel momento in cui noi preparavamo la commemorazione del 9 agosto davanti alla base di Aviano, e lui invece credo avesse già preso qualche contatto probabilmente con i registi per poterlo proporre qui a Pordenone. Quindi abbiamo detto uniamo l'intento, uniamo le forze ed eccoci qua questa sera. Quindi veramente bello, complimenti anche alla fotografia perché lo merita. E volevo fare non magari una domanda ma una piccola considerazione sulla quale magari in questo momento a Cinema Zero ci sono 3 film: Peter Pan, sì, il soldato Peter, c'è Campo di battaglia e c'è Vermiglio. Sono 3 film che, contrariamente al solito, mi viene da dire, affrontano il tema della guerra con un'altra voce, che non è quella della retorica dell'eroe, della patria, della vittoria, ma è un'altra. E mi piace pensare, so che ho visto alcuni estratti da Vermiglio, dove c'è uno scambio tra un anziano che dice che se la prende con chi diserta e un altro che risponde: se tutti disertassero non ci sarebbero guerre. E questo mi sembra una considerazione molto vera. Un'ultimissima, faceva riferimento il regista alla brutta, alla orribile morte in trincea. Mi pare che stiamo andando addirittura oltre, perché i soldati morivano in trincea. Oggi, con droni e con altre diavolerie, sono i civili che muoiono nelle strade e nelle piazze. Direi male. Grazie, grazie veramente. Ho fatto 2 considerazioni, a parte il film che per me è bellissimo perché è veramente impostato in una maniera che ti affascina dall'inizio alla fine. 2 considerazioni. Ho visto a un certo punto Vaia, mi è sembrato di vedere uno scorcio di Vaia, quindi questo collegamento a quello che può essere una guerra scatenata dalla natura verso l'uomo, e a un certo punto ci sono tutti i reperti e si vede chiaramente che ci sono dei teli moderni e il classico sacchetto della spesa moderno, e mi sono chiesto perché l'hanno messo. Me lo spiegate voi? Allora, quella carrellata, sì. Quella carrellata che ha visto è il cammino di tutte le guerre, di tutti i disastri. Cioè non è solo la guerra con armi, ma seguendo trova che si parte dalla prima guerra mondiale, si va alla seconda, si va ai problemi di lavoro, si va a finire ai gommoni, alle barche che arrivano, i morti del Mediterraneo. Sono tutte quante guerre, sistemi di morte che l'uomo è riuscito a fare, insomma. Cioè, noi siamo abbastanza impressionati dal fatto che siamo tornati, o perlomeno ce ne rendiamo conto di più perché le cose sono più vicine a noi, in una situazione dove la guerra è continuamente, si accende dovunque. E sembra proprio che su tutto questo regni un sentimento sostanzialmente di indifferenza che penso che lo verificate anche voi, o perlomeno così sembra, perché in realtà le sensazioni che abbiamo sono sensazioni che sono mediate dai mezzi di comunicazione, e i mezzi di comunicazione non hanno perso quella parvenza di obiettività che forse avevano di più in altri momenti e in altri periodi. È come se ci fosse, come dire,
un orientamento che grosso modo seguono quasi tutti. Forse nell'opinione pubblica è diverso. Comunque manifestazioni, come dire, che di contrarietà rispetto alla guerra avvengono, ce ne sono in Italia, ci sono in Europa, però di tutto questo si parla poco e non c'è una vera e propria discussione sui punti di vista di coloro che ritengono che la guerra sia non solo inutile, ma sia anche atroce, e che è uno strumento che bisogna respingere con tutte le forze, insomma. È alla guerra che bisognerebbe fare guerra, insomma. Io mi auguro, adesso lo chiedo a voi che ve ne occupate specificatamente, ma il nostro film nasce proprio con l'intenzione non di parlare fondamentalmente di un soldatino che si chiamava Peter Pan, ma di fare un film che riportasse all'attenzione la necessità di una riflessione sulla guerra. Tra l'altro poco prima che iniziassimo le riprese è scoppiata la guerra in Ungheria. Ucraina. Sì, scusate. Lapsus. Tutti capivo. In Ungheria Purtroppo sì. sono però bellicosi, almeno a livello governativo, ecco. E poco prima che il film uscisse l'anno scorso è scoppiata un'altra guerra terribile, una guerra che, insomma, lo vediamo, sì, una guerra che comporta, come dicevi giustamente, la morte di tantissimi civili, di tantissimi bambini e sembra quasi che debba accadere così e che sia giusto così. Ecco, io penso che a questo noi dobbiamo rispondere, reagire, opporci. Prego. Io sono per il disarmo e per la non violenza, ma se mi chiedono oggi, pensando alle due guerre da lei citate, se sono per la pace, non so rispondere. E mi viene in mente la pagina 51 dell'ultimo libro di Gino Strada, che scrive: io sono contro la guerra, non sono pacifista. Se vi capita, tornateci, perché se dobbiamo discutere di una cosa del genere, si discute a lungo, cioè è una questione molto, molto difficile. E non è da oggi che si cerca di discuterne. L'ultima considerazione per discuterne è: se noi fossimo civili ucraini o soldati ucraini, faremmo la pace. Come? O lo stesso Gaza, Israele, cioè una chiacchierina di una sera a me non basta. Quindi una proposta a Cinema Zero di fare una riunione dopo uno splendido film che è educativo per i ragazzi e i bambini, secondo me. Secondo me no. Secondo me no, ecco, l'ho detto apposta provocatoriamente, cioè reagire. È uno splendido film che tra l'altro apre orizzonti nuovi per il cinema, ma non per una discussione sulla pace e la guerra oggi. Non so cosa pensate. Io rispondo come Cinema Zero, mi permetto. Intanto ringrazio moltissimo della provocazione, penso che la bellezza di film come questi sia che permettono di andare oltre la visione semplice di un prodotto audiovisivo, ma stimolino a un dibattito, a un confronto. Quindi quando noi invitiamo gli ospiti apprezziamo e vogliamo tutto questo perché, come lei dice, no, di portare avanti, di creare un qualcosa in più,
ben venga, e mi permetto di rilanciare la palla e dire: perché no, abbiamo conosciuto questa sera una realtà che è Tavola per la Pace, perché non ci aiuti a Cinema Zero a portare avanti un concetto e una proposta di non violenza o di... perché no? E poi un'altra cosa, noi facciamo un grande lavoro con le scuole, siamo molto attivi dal punto di vista della didattica e facciamo continuamente proposte di visione per le scuole di qualsiasi ordine e grado, e questa potrebbe essere una ottima proposta di visione per le scuole, perché sono loro il futuro e speriamo insomma che di certo noi l'abbiamo rovinato, probabilmente non riusciremo a tirarlo in qua, però ecco, grazie della provocazione, e se posso permettermi, Cinema Zero non è silente su questo, quindi ho risposto per Cinema Zero, adesso... No, io non ho molto da rispondere, perché probabilmente non la pensiamo così diversamente, lei e noi che abbiamo fatto il film. Sicuramente un film è anche così l'espressione di un punto di vista, insomma, che vale in quanto punto di vista. E io fondamentalmente, personalmente, credo che qualsiasi soluzione dovrebbe essere tentata e dovrebbe essere provata con buona volontà per evitare qualcosa che è difficile definire diversamente da una tragedia, insomma. Però è vero, questo non è il contesto, diciamo, per discutere di queste cose, ma è evidente che il suo, non vedo neanche come una provocazione, ma come un punto di vista, insomma, è un punto di vista con cui anch'io mi confronto e anch'io vorrei che si discutesse. E sarebbe bello che ci fossero occasioni per poterlo fare, ecco. Bene, io ringrazio tutti voi di essere stati qui stasera, ringrazio Roberto Feletto a nome di Tavolo per la Pace, ringrazio CAI Sezione di Pordenone, ringrazio Paolo Bistote del Piccolo Festival di Nazione, Paolo Cossi, Giuliano Carli e Gianfilippo Pedote. Buonasera e grazie mille. A voi. Grazie.